Ben ritrovati a tutti, ciao, oggi mi trovo a Requaro 1000, sono già uscito dalla zona dei parcheggi molto affollata, molto confusa e quindi posso incominciare da qui che sto andando a fare il sentiero dei grandi alberi, un percorso che qui sta andando per la maggiore, molto frequentato, bello in ogni stagione. Io provo a farlo per la prima volta con la neve, quindi vi racconterò cosa succede nel mentre. Dopo il parcheggio si procede per la strada asfaltata e ad un certo punto si trova sulla sinistra l'indicazione per il rifugio Battisti. Io ora ho preso questa strada e si parte, c'è un bel po' di neve, adesso vediamo come organizzarci e come procedere, se mettere su ramponi e ghette o proseguire così. Oh là, che bello, finalmente un sentiero serio. Stamattina ero molto incerto se venire qui o scegliere per un altro percorso. Penso che la scelta sia stata perfetta. Adesso posso dire che non avrei neanche dovuto mettere in dubbio. Qui il posto è meraviglioso. È bellissimo proprio. Adesso l'obiettivo mio è quello, se ci riesco, di arrivare al rifugio Battisti e vi aggiorno strada facendo.
questo punto si sprofonda veramente bene, però è una goduria immensa. Allora secondo me in estate questo sentiero molto facile, molto semplice, adatto a tutti, c'è qualche saliscendi, niente di impegnativo, anzi venire qua è solo uno spettacolo per gli occhi, per il cuore e per la mente. Diciamo che farlo con la neve può risultare impegnativo, dai, bisogna essere ben attrezzati, c'è chi ha le ciaspole, c'è chi ha gli scarponi con i ramponi, chi ha le scarpe con i ramponcini, insomma se ci si attrezza, ci si adegua, si riesce a farlo bene. Vi aggiorno man mano, perché adesso sono proprio dentro alla neve, guardate, eccolo qua. In questo sentiero dei grandi alberi tracciato col numero CAI del 120, adesso mi sono ritrovato da solo in mezzo a questa immensità, a questa magnificenza. Adesso giro anche la telecamera, vi faccio vedere cosa vedo davanti a me. Ecco. E allora mi viene da fare una delle mie solite riflessioni qui nel silenzio. Ora io ho scoperto che camminando i pensieri si diradano e allora ho fatto una riflessione, no? Il silenzio, probabilmente il silenzio che c'è tra un pensiero e l'altro, è lì proprio dove si può trovare l'anima, c'è quel barlume di speranza che ci può rendere immensi ed infiniti come tutta la natura che ci circonda. Niente, secondo me l'anima la trovi nel momento di silenzio tra un pensiero e l'altro. Quindi adesso, in questo silenzio totale, mi veniva da fare questa annotazione in questo video, in questa pagina di diario di bordo, perché come vi ricordo i miei video non vogliono essere niente di professionale o trascendentale o chissà che qualità o cosa. Io con le mie piccole risorse provo a esternare le mie emozioni. Oggi mi veniva di far questo e spero che comprendiate, spero che vi possa piacere, spero di avervi dato anche un piccolo spunto di riflessione. Tra l'altro mi veniva in mente perché prima sentivo le voci da lontano, no? Come se proprio mi stessi staccando da quelle voci e forse proprio è quello il mio sentiero, è quello il mio cammino, distaccarmi dal brusio, distaccarmi dalle voci forti, ridondanti e concedermi la quiete. Bene, intanto io continuerò a raccontarvi questo sentiero dopo questo mio vaneggiamento. Ecco. Eccoci, sono Rifugio Cesare Battisti, 5 minuti, ma guardate qua che spettacolo di veduta su tutta la valle del Lagno, la valle più liberty del mondo. La rinomino così. 5 minuti e sono al Battisti, dove mi attende
una buona birra. Ecco qui dietro tutta la Valle del Lagno. Guardate che posto, che panorama, che situazione. Mamma mia, ve lo consiglio veramente tantissimo, ma tanto tanto. Ottimo, allora sosta a Rifugio Battisti fatta. Adesso me ne ritorno indietro e vediamo se ho qualcos'altro da raccontare. Allora eccomi sulla via del ritorno. Non ho fatto molte riprese perché ho trovato una compagnia di signori e signore simpatiche, allora ho fatto un po' di chiacchiere con loro e adesso nel momento che mi sono ritrovato da solo mancano altri 3-4 km a destinazione e devo dire che mi sono proprio divertito, me ne sono gustata ed è un sentiero che merita tantissimo. Bene, dal traffico delle macchine si evince che io sia tornato a Recoaro 1000. Il giro, come vi ho detto, è stato molto interessante, da consigliare. Adesso in questo periodo qua gli impianti di risalita qui sono pieni, quindi il traffico è garantito. Tanti con gli sci, tantissimi con le ciaspole. Quest'anno sembra una moda e che dirvi, io ho cercato di trasmettervi qualcosa anche oggi. Se il video vi è piaciuto ovviamente mettete un like, se volete altri video sulla neve scrivetemelo, datemi qualche vostro feedback, un vostro commento e io vi saluto da qui, dalla ridente Recoaro 1000. Ci vediamo al prossimo episodio. Ciao ciao.